Magliette rosse anziché le blu di ordinanza, bandiere sventolanti e cartelli hanno incrociato le braccia una ventina di dipendenti del punto vendita Decathlon di Padova nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato nei 140 negozi italiani. Stiamo scioperando per la prima volta nella storia di Decathlon in Italia a livello nazionale perché questa azienda, dopo 2 anni di trattative per il contratto integrativo, non ci vuole riconoscere nemmeno pochi euro di buoni pasto, continuando a fare guadagni su 6.000 lavoratori part-time involontari senza darci un minimo di ristoro, mentre da 30 anni in Italia fa utili di milioni ed è anche sponsor olimpico. 6.000 part-time involontari, mai concesso dall'azienda un contratto integrativo nonostante i 30 anni di permanenza in Italia, sottolinea la Filcams CGIL. Basta flessibilità estrema, basta part-time involontari. È necessaria una stabilizzazione di questi lavoratori e di queste lavoratrici, è necessario pensare a un contratto integrativo aziendale e a concedere dei buoni pasto. È il primo passo per entrare nel mondo delle vere multinazionali, come molte altre stanno facendo in questo momento storico.